Amici di Generazione Non Stop, Omar Bolognesi e progetti per l'estate. Attenzione perché oggi abbiamo in diretta Salvo B. Ciao Salvo. Buonasera, buonasera amici, buonasera, ciao ragazzi, ciao Omar. Ciao Salvo Bonsangue, eccolo il DJ, un grandissimo DJ che abbiamo visto fare tantissime serate ovunque, come il sale. Tu praticamente ti giri, vai in un locale, chi c'è? Oh, Salvo B. Poi vai in un altro locale, anche nella stessa sera, chi c'è? Salvo B. Cioè, è una cosa stranissima. Mi sdoppio, mi sdoppio. Sì, Mi sdoppio. hai più o meno calcolato le serate che hai fatto da quando sei nato artisticamente? Hai perso il conto? Penso che in quasi 30 anni no, non riesco a quantificarle assolutissimamente. No, no, ma sono tantissime, sono tantissime. Sono Allora, tantissime. come hai iniziato? Iniziamo, ok, dall'inizio, Salvo B, ragazzo. Cioè, non che bambino, ecco, bambino, diciamo così. Ragazzo sei ora. Salvo B. Allora, Salvo B, ragazzo, inizia come vocalist. Io nasco come vocalist in discoteca, inizio a fare, no, veramente inizio a fare le serate in festicciole di compleanni, queste cose qua. Sai, uno inizia inizialmente a farsi vedere, a farsi notare, anche perché è una passione che ho sempre coltivato da piccolino, e quindi automaticamente, sai, guardavo gli altri che in pratica parlavano al microfono, erano i figli della situazione, sai, questa cosa mi eccitava, mi dava carica, e quindi ho iniziato a prendere il microfono in mano. Perché comunque sia dà appunto quella forza davvero che ti tira veramente, ti dà una forza interiore, no? Quando uno si sente inizia a parlare. Assolutamente sì. Sì, 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 sì. Si sin da piccolo, proprio da piccolo, seguendo i DJ più grandi. Hai iniziato a fare il DJ? Hai comprato i primi piatti, qualcosa? Come hai iniziato? La prima cosa che ho comprato è stato il microfono. Quindi il microfono è stata il mio primo strumento di lavoro e di comunicazione, di intrattenimento per la gente. Dopodiché, insomma, ho deciso anche di intraprendere la strada da DJ, perché insomma hai cominciato con le prime attrezzature. Non so, era qualcosa che mi mancava. Ero pure affascinato dal fatto della cuffia, del movimento del DJ, del suono, un DJ acclamato, cioè insomma, mi ha capito, no? Ok, hai cominciato a appassionare un po' questa immagine, dopodiché hai cominciato a prenderci gusto in prima persona. E lì, quindi hai preso i primi lettori, no? E c'è stato un momento all'inizio. Io ho iniziato con i vinili. Era quello top del DJ. Omar, ricordo che da quasi 30 anni che faccio questo lavoro, tra vocalist e DJ, insomma, quindi. Ok, giusto. Inizio con i c'è stato un momento che hai iniziato a mixare e hai detto no vabbè non ce la farò mai a fare il DJ, poi piano piano ci hai preso gusto ed è partita la cosa. Assolutamente sì, anche perché non c'è stato nessuno che mi ha insegnato, insomma, è proprio guardando le tecniche degli altri DJ, insomma, ho imparato a mixare, cioè, guardando. Le cose che sono state mettermi così, fare così e poi pian piano è partita. Assolutamente sì, anche perché insomma il fatto di essere già un vocalist ero già avvantaggiato del fatto di conoscere già i ritmi, le battute, queste cose qua, e quindi ho avuto più facilità a iniziare a fare il DJ. Ma poi hai lavorato in villaggi turistici, se non sbaglio, giusto? Io ho lavorato in parecchi villaggi, tanti giovani, tante famiglie, e nelle discoteche vicine ai villaggi
in pratica andavo a proporre di portare la gente in discoteca, quindi ero un po' paraculo, diciamo, su questa cosa. E quindi vai, fare in discoteca. mi presento, sono Salvo, faccio il DJ, io ti porto la gente, mi fai suonare qua là, e poi alla fine la gente mi ha apprezzato più per la musica che facevo che un po' per la gente che portavo. Ok. E dove, qualche posto dove sei stato poi fino agli ultimi anni anche? Io ho sempre lavorato nella seconda isola più bella del mondo, secondo me, che è la Sardegna. E la prima ti chiediamo, ne è rimasta una, la prima qual è? La prima è la nostra, è la nostra bellissima Sicilia. E quindi hai lavorato in Sardegna, dove di preciso? In Sardegna, sempre sulla Costa Smeralda, Olbia, Costa Smeralda. In pratica ho iniziato a lavorare per un locale che è il club del Patapata, e poi ho iniziato a girare diversi locali, insomma, del territorio smeraldino. Ah, quindi lì hai iniziato a muoverti in altri ambienti, insomma, in altri locali. Assolutamente. Ho molti amici, da quasi 20 anni che vado, quindi conosco tutta la Sardegna, insomma. Quindi in estate ti fai un paio di mesi là? Sì, diciamo che fino all'anno scorso sono stato 2 mesi e mezzo a San Teodoro, dove lavoravo per 3 locali. Lavoravo al Buddha del Mar, lavoravo al Casbah, e poi lavoravo in un club privato VIP, dove pratica erano bellissime serate, insomma. Bello, è stato sicuramente delle esperienze indimenticabili. Su Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa, insomma ho girato tantissimo nella mia vita. Noi siamo a progetti per l'estate, perché in questo periodo di quarantena abbiamo detto ok, quali saranno i progetti per l'estate? Ci sono, non ci sono, arriveranno in ritardo? Facciamo questa domanda a tutti i nostri intervistati. Omar, che progetti ci stanno? Sai che situazione stiamo vivendo adesso del coronavirus? Purtroppo la nostra categoria è messa un po' da parte, un po' per assemblamenti, perché noi viviamo negli assemblamenti. Un locale senza gente, un pub senza gente, un disco club senza gente è impossibile. Quindi automaticamente in questo momento si sa come andrà. È un po' difficile dire cosa faremo nell'estate o meno. Comunque stiamo cercando di valutare determinate cose, vedere cosa si potrebbe fare se l'estate 2020, insomma, andrebbe a farsi benedire a livello di discoteche, pub io penso che comunque sia, se si dovesse aprire la possibilità di fare serate o piccole serate, magari non a luglio, magari non ad agosto, però possibilmente settembre, ottobre, comunque sia, appena si potrà fare, inizieranno, cioè si comincerà, non è che dici vabbè è passato il periodo, non andiamo più a ballare. Voglio essere positivo, secondo me si parte a settembre, si parte ad ottobre e ci sarà un bel boom, non dico come l'estate, però insomma si ricomincerà. Ma lo spero tantissimo, anche perché mi manca un casino, tu lo sai, ci incontriamo spessissimo noi nei locali, e quindi noi siamo persone che ci sappiamo divertire, anche se non lavoriamo, siamo sempre al centro dell'attenzione perché ci conoscono tutti, quindi questo mondo manca, a noi manca, è la nostra vita, quindi speriamo il prima possibile di iniziare a lavorare. Infatti, speriamo bene, perché appunto è quel rapporto con le persone che manca, e quindi, ma quando hai tanta gente davanti ti senti più in panico rispetto quando ce n'è di meno? Cioè sei più tranquillo quando ce n'è un po' di meno, un po' di più? Come stai più a tuo agio? Allora ti rispondo,
ti rispondo con una parola. Mi hanno sempre detto, come mai non ti sei mai dato alla radio? Come mai non fai mai radio? Io ho detto, guarda, io senza pubblico e con un microfono davanti non so cosa fare e non so cosa dire. Ok. Anche nelle interviste non è che sono molto Sogno proprio del contatto, del visivo anche, soprattutto. Quindi più gente c'è e più mi carico. Ok. È giusto così, è bello così, perché si vive un'atmosfera particolare. È bello comunque quando anche per strada ti riconoscono, perché è tutta la vita che giri, insomma, e quindi ti conoscono bene. Possibilmente. Ma è quello che ci manca in questo momento, perché è quello che ci manca. Anche il fatto di vedere gente, di dire ciao Salvo, voilà, vai a mettere 2 pezzi, sai, vai a dire sai, vai. Sì. Manca tutto a 360 gradi. Certo, perché comunque non è solo per la cosa di dire ok, mi conoscono, cioè è proprio quell'esigenza che uno fa questo lavoro e ha bisogno del rapporto con le persone, perché niente, perché è natura, perché così. Come il sangue, senza sangue non vivi, quindi, e poi te lo dice un buon sangue, quindi automaticamente. Buon sangue. Buon sangue mai, no? Così si dice. Ma qual è il tuo filone musicale che hai sempre preferito? O nel corso degli anni magari anche i tuoi gusti sono cambiati o sono cambiati appunto in base alle mode? Hai fatto un po' di testa tua? Come sei stato strutturato nel corso degli anni a livello musicale? Ma io non ho mai seguito una moda, ho sempre seguito il mio istinto, la mia cioè il mio io. Io amo la musica a 360 gradi, quindi non mi sono mai fermato su un genere, però quello che amo di più è l'house. L'house l'ho sempre amata, l'house classic, l'house da club, sai, mi ha sempre affascinato, però purtroppo nel nostro territorio non è stata mai tanto capita, e quindi naturalmente come un DJ in pratica che un DJ si deve presentare in discoteca, deve far ballare la gente, certo. deve dare il massimo e deve farli ballare. La nostra terra è una terra commerciale, quindi noi dobbiamo far per forza commerciale. Poi quello che noi ascoltiamo a casa o in macchina o quello che andiamo a produrre è altro, va bene, però quando io sono in console devo vedere la gente, guardo la gente e quello che riesco a percepire vado a mettere, Secondo me comunque è molto più difficile, secondo me è molto più facile scegliere un genere musicale, dici ok, io suono quello, punto e basta, piuttosto che guardare in faccia alla gente e dire ok, vediamo cosa vogliono ballare, vediamo cosa, cioè una scommessa. È molto più difficile. Ogni sera è sempre la prima sera. Sì, perché bravo, è sempre pista minuto dopo minuto, appena sbagli 2 pezzi rischi di far svuotare la pista, quindi è molto più difficile, perché fare il DJ house in una discoteca che mette house, la gente balla house, quindi tu metti quello che ti pare, la gente si muove. House come qualsiasi altro genere, reggaeton per dire altro genere. Invece quando tu metti la musica che la devi variare, li devi tenere là, non stai mettendo i pezzi che piacciono, cioè che piacciono, ma devi stare col fiatone sempre appresso a loro, diciamo. La musica che piace a loro, non la musica quella che piace a te. Naturalmente devi mettere la musica quella che piace a loro, naturalmente sempre limitatamente, non devi mai sbordare, mai voglio dire essere proprio un confine che è quello che non piace. Io non amo la musica napoletana dentro una discoteca o dentro un club o dentro un tosco, anche come
a San Leone, quello che sia. Io, per esempio, io stimo tantissimo questi personaggi, ma in disco una persona che balla la musica napoletana per me non c'è, non esiste. Ok, e dopo questo parere personale sulla musica condivido, e noi vogliamo salutarti, ringraziarti per essere stato qui con noi e augurarci che insomma riprenda tutto al più presto, e siamo fiduciosi di questo. Grazie Salvo B. Speriamo di vederci tutti quanti in discoteca. Ciao caro, grazie.